Qui l'acqua continua a cadere, la situazione è critica. La situazione è abbastanza critica, però sembra che stia calando, non so come mai. Qui si vede perché si vede i segni che sta calando. E non so come mai che cala, perché ce n'è moltissima acqua. Com'è stata la notte? È sempre stata così tranquilla, cioè abbastanza tranquilla. Sempre stesso livello, diciamo. Però di fatto hanno deciso per la chiusura del ponte sul Bacchiglione. Sì, sì. Qualcosa, ieri sera alle 11 era più alta, adesso qualcosa si è abbassata. Lei è in pericolo, vive nella zona? Sì, 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 sì. Com'è la situazione a casa sua? È meglio star fuori di casa, perché c'è un po' di nervosismo. E c'è anche la paura che si ripeta quanto è accaduto nel 2010 magari? Può succedere, speriamo di no. Al momento cosa dicono? Ma adesso non ho sentito ancora nessuno questa mattina. Comunque sono abbastanza tranquillo perché ho sentito Variati, il sindaco di Vicenza, che ha detto che insomma la situazione è abbastanza tranquilla e per il momento preoccupazione non ce n'è, insomma. Speriamo che la smetta di piovere. Ma speriamo sì, ma subito anche. Grazie. Subito.